calcio di punizione, parte il destro, non impensierisce il portiere questo calcio di punizione, palla troppo alta, però Felice Antonio giù, Arcuri prova a saltare l'uomo, tiene ancora il pallone, dentro la palla in mezzo, poi prova il destro a volo, colpisce male il pallone, possesso ancora Panormus, in mezzo ancora per Arcuri che si gira, entra dentro l'area Arcuri, il destro, trova il portiere, calcio d'angolo per la Panormus, gioca vicino Mazzola, palla per Arcuri che stava cercando la rete, però portati l'uomo, fai che ti porti l'uomo. va il numero 10 a battere la punizione che batte bene, traversa poi la bara che si è mangiato la bara davanti la porta perché si allarga il campo, si gioca verso il mezzo del campo, sono 3 contro 2, palla lungo linea, è ottima la palla per il numero 10 che tenta il pallonetto d'esterno, altra occasione sprecata, però questa volta per l'Atena. In testa spinta per Arcuri, Arcuri vuole andare, Arcuri, il destro di Arcuri. Occhio Felice. Fanello lì. Entra in mezzo, arriva il portiere che esce. Oh, e fallo sul portiere. Prende rincorsa il destro a primo palo, palla che non esce di molto. Possesso adesso ancora Maraconè, appoggia per Filoreto, Filoreto mette in mezzo, si trasforma in un tiro cross, mette in mezzo questo pallone sul secondo palo che è solo Inzerillo, poi ancora, ma c'è fuori gioco, fischiato il fuorigioco perché c'è adesso il contropiede, esce fuori il portiere di testa Inzerillo, attenzione perché poi prova in rovesciata con molta calma, chiude Ganci, palla in mezzo, si gira bene il numero 14, tenta il destro, la tocca Inzerillo, spazza via il pallone, lui non riesce a girarsi, bene la palla per il numero 10 dell'Atena che mette di prima intenzione sul secondo palo, poi arriva la bara a coprire il pallone, si dà alla sinistra, parte il destro al primo palo, è arrivato il gol allo scadere del tempo del numero 14 dell'Atena che frega ancora una volta Inzerillo calciando questo calcio di punizione sul primo palo.